Per gli scontri tra tifosi avvenuti dopo l'incontro di calcio tra Vicenza e Padova il 29 ottobre, la polizia ha denunciato altri due tifosi, uno vicentino e l'altro padovano. Per l'accaduto erano già stati denunciati all'autorità giudiziaria 7 tifosi, 3 di Vicenza, Arzignano e Chiampo, uno reggiano, 3 tifosi padovani di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Piero e Abano. Le ulteriori indagini della Digos hanno portato a identificarne altri due che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di rissa e interruzione di pubblico servizio. Nei loro confronti è stata avviata la procedura per l'emissione del DASPO da parte del questore di Vicenza. Al termine della partita, durante le fasi di accompagnamento degli oltre 1000 tifosi padovani dallo stadio all'area di sosta del casello autostradale A4 di Vicenza Est, alcune decine di tifosi locali travisati hanno intercettato il convoglio dei mezzi pubblici che trasportavano i supporter avversari, lanciando fumogeni, sassi e bottiglie che hanno causato danneggiamenti ai mezzi pubblici e l'interruzione temporanea del servizio di trasporto, nonché lesioni personali ad un autista e a un tifoso padovano.